Prontissimi per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di lotta olimpica e lo faremo con il campione cadetti europeo Simone Piroddu. Tra un attimo e siamo ancora qui. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Benvenuti amici e benvenuto a Simone Piroddu. Buonasera a tutti. Ciao Simone, finalmente ti abbiamo qui, visto i tuoi tanti impegni che hai avuto fino a qualche settimana fa, no? Sì, sì. Allora, ricordiamolo, ti abbiamo seguito fin dall'inizio il torneo che organizza la Polisportivathlon. Allora, Simone Piroddu è un atleta della Polisportivathlon, lotta stile libero, dico bene? Esatto. Categoria 55 kg, ancora per quest'anno, poi Sì. vedremo, ok? Quindi ti avevamo seguito nella prova che avevi fatto al torneo internazionale organizzato dalla Polisportivathlon e poi ti avevamo seguito nel campionato europeo. Cadetti. Sì. Ormai sei stato su tutti i giornali e non, perché sei il nuovo campione europeo cadetti di questa categoria dei 55 kg. Esatto, sì. Ha iniziato il primo torneo, come abbiamo già detto, a Sì. Sassari a fine maggio, l'ultima settimana, che non è andato abbastanza male, comunque mi sono Non è andato classificato. abbastanza male, è andato, no dai, Perché è andato comunque- bene. Tra l'altro gareggiavi in quella nel Categoria- torneo internazionale della Sì, categoria sì, sì. superiore, quindi l'hai fatto più per allenarti quello. Esatto, era eh? una prova, si Una potrebbe prova. dire. Sì, sì, sì. Poi ho fatto la categoria 59 kg Sì. juniores, quindi quindi era una più categoria di età superiore, esatto. Mi sono classificato terzo, battendo il Kazaki, sì. Sì, sì, ricordo bene che ero al Pala Santoro anch'io. Sì. E poi in preparazione delle cose più serie come il campionato Sì, europeo sì, sì, cadetti. Lì sei andato alla grande, Sì, alla fine mi sono preparato, praticamente l'anno l'ho dedicato per quella gara. Eccolo qua che vediamo, questa è proprio la finale con Kraravus, il turco. Il turco, sì. Eccola qua, insomma queste sono proprio le fasi finali, le vediamo un po' insieme, poi ci spiegherai anche qualche colpo, qualche mossa. Forte questo atleta, vero? Sì, sì, molto forte, infatti anche ai mondiali è andato bene, a differenza mia che lui è riuscito ad andare avanti. Lui è riuscito ad andare avanti, ma qua stiamo parlando, eccolo qua, il campionato europeo, sono le fasi, ecco qua stavi un attimino incappando nella sua trappola, ma poi ecco qua, ripreso subito. Queste sono ancora fasi un po' di studio, com'è che sono queste fasi? Sì, Simone? alla fine tutto sta nel controllo della situazione, Ecco, tenere la attenzione, calma. opla là, eccola qui, questa è la schienata vincente. Sì, Te la alla ricorderai fine- bene questa, Sì, alla fine lui è entrato un po' nel panico, Sì. per quello che non si deve fare mai, ha sbagliato un attimino e l'ha penalizzato. Cioè ti quell'errore. stava portando fuori
E tu sei troppo di riuscito... fretta, troppo panico e sono riuscito a smuovere la sua posizione e portarlo fuori. Si dice così tecnicamente, cioè praticamente ti sei spostato e l'hai preso sul fianco, gli sei andato dietro e hai fatto, come si chiama la mossa quando si prende, spieghiamola. Si chiama un semplice sbilanciamento dell'avversario, che un esempio, mentre ti spinge, tu semplicemente spostandoti, Eccola qua. lui cade da solo a terra. Un gatto sei stato. Eccolo qua, lasciamo regia, lasciamo un po' perché poi c'è anche l'esultanza, non ci guardiamo l'esultanza di Simone che ha portato a casa quest'oro che tra l'altro Simone è la prima volta che la nazionale italiana di lotta stile libero si aggiudica questo titolo europeo, campione europeo cadetti, giusto? Sì, al massimo... Ecco qua l'abbraccio col padre Mario, l'istruttore Mario, poi ne parleremo anche di come ti alleni. Scusa, ti ho interrotto. No. Sì, alla fine i massimi esponenti in Italia sono arrivati, parlo dei cadetti sempre, a essere vice campioni europei oppure bronzo ai mondiali. Non hanno mai vinto loro a gare internazionali così importanti. Quindi grande risultato per l'Italia, per la Sardegna. Soprattutto, che ci tieni tantissimo, lo so, però insomma adesso c'è anche una bella responsabilità ad essere stato il primo ad aver ottenuto questo risultato. Sì, ora tutti quanti contano su di me, sperano su di me che riesca a portare l'Italia, che un vero italiano porti la bandiera italiana sul primo posto ai mondiali, alle Olimpiadi. Un sacco di responsabilità e ansia. Sì, hai detto vero italiano perché sappiamo come succede anche in altri sport che ci sono quelli tra virgolette oriundi, no? Si può dire così, ci sono in tutti gli sport, quindi Simone ha detto questo perché è un po' che manca un atleta. Un vero italiano. Forse c'era Maenza, sbaglio? Sì, Maenza, no, l'ultimo è stato Minguzzi. Giusto, sì, nel 2008 ha fatto l'oro olimpico. Sì, ok, quindi nel 2008 stiamo parlando, benissimo. Poi in questa stagione magica per te non ti sei accontentato di essere campione europeo, da campione europeo sei andato ai giochi olimpici giovanili. Esatto, sì. Sei andato fino a Baku in Azerbaigian e lì via, altre sassate hai tirato. Sì, comunque quando si vince è peggio di prima perché ne vuoi sempre di più. Ne vuoi sempre di più. Sì, quindi soprattutto quest'anno diciamo che tra virgolette me la sentivo, sentivo che era il mio anno, se non mi preparato abbastanza bene grazie a mio padre, come abbiamo già detto, sono andato a Baku, non con una preparazione all'ultimo ottimale per via dei problemi del taglio del peso, però per fortuna... È andata bene anche lì. Sì. Lì e tra l'altro in finale, che abbiamo delle immagini un po' di Baku, grazie alla regia azerbaigiana, penso si dica così, ha incontrato l'idolo di casa, tra l'altro, il piccolo, il giovane idolo di casa, e sei riuscito a batterlo 10-5, facendo anche prima un percorso abbastanza netto, quindi eri proprio carico anche lì. Sì, ho fatto i primi 3 incontri e li ho vinti bene o male, tutti 10-0, 12-2. Sì, giusto. Poi ho trovato campione azerbaigiano che l'anno prima ha fatto bronzo ai mondiali cadetti insieme a me, infatti. Eravamo insieme sul podio e poi quest'anno l'ho trovato in finale. Quest'anno invece vediamo le immagini che sul podio c'era un posto solo lì in alto e te lo sei preso tu, bravo. Eccolo qua, il nostro Simone Piroddu direttamente dall'Azerbaigian. Bene, quindi un altro oro lì. Dopo il campionato europeo e insomma, grande stagione, no? È stata una grande stagione. Grande stagione, senti, ma com'è portare la maglia azzurra in queste competizioni? Dimmi un po'. È sempre comunque un onore fare risultato rappresentando la nazionale italiana, comunque essere l'unico soprattutto, perché nella lotta si parla, nella lotta greco-romana, la lotta femminile, è un po' più facile, cioè abbiamo un po' più di talenti. Nella lotta libera invece scarseggiamo un pochino, quindi essere l'unico che nel tuo stile riesce a fare delle medaglie veramente ti riempie di orgoglio. Qual è l'emozione? Quando è che sei andato la prima volta nel Giro della Nazionale, ti ricordi? Prima volta quando avevo Era esordiente addirittura, sì, esordiente. Categoria cadetti. L'emozione è stata tanta. Sì, ho 13 anni, la prima volta sono andato a fare degli stage, quindi adesso l'emozione è stata tanta anche sul molto, podio. abbastanza. Non riesci a scioglierti molto, sei sempre anche sul podio
controllato. Più o meno. Ok, senti, queste belle riconoscenze, questi bei premi, ma anche una riconoscenza che so che a te è stata molto cara, perché la Sardegna, l'isola, ti ha riconosciuto un tributo proprio nei giorni scorsi. Sei stato a Palazzo della Regione, se non sbaglio, sì. con il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, insomma un incontro, ecco qua la foto. So che ci tieni molto a questa foto, a questo premio. Sì, finalmente comunque la regione riconosce anche la lotta come diciamo uno sport, essendo sempre un po' dietro la Dinamo, al basket, la Torres, Certo. veniamo riconosciuti anche noi. E quindi È sempre un onore, certo. Un grande motivo d'onore per te e per la Polisportiva Athlon, perché ricordiamolo, tu fai parte, il tuo club, si dice così, è la Polisportiva Athlon Sassari, che ha la sede al Pala Serra di Migni, ha l'area palestra e tutto, poi ne parleremo, e poi vai in nazionale, perché sei all'interno della nazionale cadetti, ancora per poco, perché stai passando in base agli impegni a categorie superiori, ok? Senti, andiamo a vedere, sai che noi parliamo di eventi del fine settimana, sagre, feste, tu ne partecipi un po' o sei sempre troppo impegnato? No, dai, ogni tanto mi piace svagarmi con i miei amici, soprattutto con la mia famiglia, andare nelle feste in paese sono sempre le migliori. Allora, dei tuoi amici ho visto qualche foto su Facebook, tu non rientravi forse, rientrava più che altro tuo papà Mario, qualche foto l'ho vista che gli piace, tipo bere la birra, penso. Mio padre giusto? Ah, ok, perché avevo visto su Facebook qualche foto, infatti mi collego alla birra perché a Montevecchio c'è Oktoberfest in miniera, pensa un po', è proprio una manifestazione in puro stile bavarese fatta nelle miniere di Montevecchio, un luogo fantastico. Ti è mai capitato di visitare? No, ancora no. Guarda, ecco qua il cartello, il 5-6 ottobre, Oktoberfest in miniera, è veramente un luogo incredibile, e poi con all'interno questa festa, poi musica e tutto, è veramente interessante. Per saperne di più c'è l'evento Facebook Oktoberfest in miniera, quindi si può andare a vedere benissimo su Facebook. Continuiamo ancora con un altro evento, cambiamo genere, a Cagliari, Arpe del Mondo. È l'ultima tappa di un festival internazionale dedicato all'arpa celtica, che penso che tu non suoni, no? No. Tu suoni gli avversari, è meglio così, ok? No, a parte gli scherzi, è un festival internazionale molto importante. Siamo giunti alle ultime tappe, direttore artistico nostro amico Raul Moretti, grandissimo personaggio, e quindi ecco qua il cartello, il 6 ottobre a Cagliari al Biflet c'è un bel concerto dedicato all'arpa celtica, ma con artisti provenienti da Galizia e Bretagna, quindi un po' fuori dai soliti schemi, no? Quello che è l'arpa celtica, molto molto interessante. Ne abbiamo un altro, ne guardiamo subito un altro, Artes in Carrera, si va a Budusò il 5 e 6 ottobre, si aprono le botteghe, è una grande festa della gastronomia, enogastronomica anche, quindi eccolo qua, 5-6 ottobre a Budusò. Ricordiamo c'è la pagina Artes in Carrera per vedere tutte le notizie su questo evento, perché poi ci saranno anche delle sfilate di gruppi folk, maschere di Sardegna. Ti piacciono le maschere di Sardegna? Soprattutto la gastronomia dopo la dieta. La gastronomia dopo la dieta, tu non sei, dieta strettissima. Sì, Dieta soprattutto sotto le gare. Sotto le gare non si può sgarrare. No. Quindi dai, fammi un esempio di che cosa mangi sotto le gare, in allenamento. Molto semplice, sotto le gare riso, a pranzo riso perché servono Riso carboidrati. Funghi e salsiccia, giusto? Certo, Riso in bianco, sarà. un po' di olio, giusto per dare un po' di energie per l'allenamento della sera, e la sera prima di andare a dormire proteico con un po' di pollo. Cavolo. Sì, alla fine tutti i giorni così. Ecco, tutti i giorni così la dieta. E gli allenamenti quanto durano e quanto alla settimana? Io mi alleno la mattina presto alle 7, vado a fare un po' di risveglio muscolare, si potrebbe dire una piccola corsetta alle 7? Sì. Una piccola corsetta a 25 minuti per risvegliare i muscoli, poi alle 10 ho il primo allenamento. Quando non vai a scuola? No, io praticamente faccio scuola privata. Ah, ok, quindi alle 10 l'allenamento? Alle 10 mi alleno un'ora e mezzo giusto sulla parte fisica del corpo, muscoli, organico, e invece la sera faccio tecnica e lotta alle 6, sempre 2 ore.
Però, quanti sacrifici ragazzi, tra dieta e tutto, bravo, bravo Simone, sacrifici e si ottengono i risultati però. Senti Simone, adesso andiamo a vedere una nuova rubrichetta che ci siamo inventati con Pelle Hermosa, una rubrichetta che si chiama Più sani e più belli e spieghiamo ai nostri amici come risolvere i problemi di psoriasi. Regia, vai con Più sani e più belli. Pelle Hermosa. La psoriasi è una malattia cronica della pelle che purtroppo colpisce tantissime persone. È una malattia fastidiosa a livello soprattutto di rapporto con le altre persone, perché ti causa delle lesioni sulla pelle che oltre a dare fastidio, quindi prurito, bruciore e crea delle squame che sono fastidiose, crea un distacco con proprio il rapporto sociale tra le persone. Una delle azioni migliori da fare per alleviare i fastidi che può provocare la psoriasi a livello cutaneo è quella di utilizzare dei prodotti naturali. Un prodotto naturale può lenire i fastidi ed evitare di avere un'escoriazione o comunque un fastidio della pelle permanente. Noi di Pelle Hermosa abbiamo due prodotti che leniscono i fastidi causati dalla psoriasi, che sono quelli diciamo più fastidiosi. Abbiamo il gel lenitivo all'elicriso, che contiene il principio attivo Elderal, che è il principio attivo che la nostra azienda ha brevettato, che è un'antica ricetta sarda proveniente dai nostri avi centenari. Il gel lenitivo e lo spray lenitivo sono due prodotti uguali, favoriscono un miglioramento della pelle, quindi vengono eliminate le squame, il prurito e la persona ha subito un immediato sollievo e con il passare dei giorni elimina completamente il fastidioso prurito e soprattutto elimina le squame, quindi la pelle ritorna ad essere come nuova. Da abbinare ovviamente al gel lenitivo consigliamo sempre un doccia corpo naturale, che ovviamente non contiene dei prodotti chimici, non contiene parabeni, non contiene paraffine, non contiene DTA, comunque quei prodotti chimici che sono quelli che aggrediscono la pelle. Grazie allora Francesca Sale di Pelle Hermosa. Tu problemi di psoriasi non ne hai? No, grazie. Magari hai altri problemi, ma quello no. No. No, dai. Senti, per diventare campioncini come te, so che la Polisportiva Athlon ha aperto il 2 settembre i corsi al Palazzo Radimini. Spiegaci un po'. Al Palazzetto facciamo diversi corsi, Sì. tra cui bambini, età giovanile tra i 4 e gli 11 anni. Sì. Si svolgono martedì, giovedì e venerdì dalle 5 alle 6 di sera. Sì. Poi c'è diciamo la parte per gli agonisti che si fa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Sì. dalle 6 alle 8, anche 8 e mezza, perché in base a quello che decide l'allenatore. Certo. E poi niente, facciamo anche dei corsi di funzionale per tutti i generi, femmine, grandi, piccoli. Sì, grandi, piccoli. Mi ero segnato tutto, ma hai detto tutto precisamente, tra date e orari, perfetto. Quindi con istruttore, supervisore tecnico Mario Piroddu, Sì. allenatore del settore giovanile Luca Pala, Sì. Si va lì al Palazzo Radimini, si entra tranquillamente, c'è l'ufficio Athlon per l'iscrizione. Che vi dà per l'iscrizione sempre in ufficio. Ufficio, quindi si entra Esatto. al palazzetto dove c'è il bar, giusto? Sì, A sinistra, sulla ufficio sinistra c'è Athlon. l'ufficio. Si va lì e ci si iscrive perché la lotta, ricordiamolo, non è prendersi a botte, detto proprio No, così. no. È un'arte Assolutamente. innanzitutto antichissima. Quello è una delle prime, si potrebbe dire. Uno dei primi sport nato in Grecia, no? Che non so neanche Sì. si chiamava Grecia allora forse. Adesso perdonate, ma di storia non è che sono una grande cima. So benissimo che però è uno sport millenario, è uno sport, è un'arte antica ed è quello che vedo sempre negli incontri che seguo. È il grande rispetto per l'avversario, per Certo, l'arbitro, certo. per gli spettatori. Sì, quello che vorrei dire magari soprattutto ai genitori, alle mamme, più che altro si preoccupano molto per i propri figli piccolini che hanno paura che magari prendessero delle botte. Non è vero, perché nella lotta si effettuano delle mosse come ad esempio il judo, come potrebbe essere il judo, Certo, sì. delle mosse, né pugni né calci,
e niente. Sono prese, sono tanta atterramenti, strategia, certo, tattica, è un misto di intelligenza e tecnica con la forza, quindi è veramente un grande sport. Senti, dobbiamo ancora parlare di eventi, che tra l'altro c'è uno che ne organizzi tu, voglio sapere tutto su come si fanno i punti, le cose, c'è ancora tantissimo altro, ma adesso un pochino di pubblicità e poi torniamo subito qua con Simone Piroddu. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci con Simone Piroddu, stiamo parlando di lotta olimpica con il nostro campione di Sassari, il nuovo campioncino di Sassari, Simone, grande. Senti però un attimino che devo fare due comunicazioni interne al centro commerciale Corte Santa Maria. Allora, abbiamo le nuove collezioni, elenco, Dacler, C-Sport, Brooms, Sandro Ferrone con il marchio della moda Curvi Sweet Lola e Piazza Italia, abbiamo tutte le nuove collezioni da visionare, poi Camomilla 20% sulla collezione autunno e il 30% sul prezzo più caro, il secondo pezzo più caro, c'è uno sconto del 30%. E poi ricordiamo l'apertura della nuova farmacia Piga, che la troviamo al primo piano nella galleria proprio di fronte a Brooms, quindi nuovo negozio per Corte Santa Maria, l'apertura della farmacia Piga, benvenuta alla farmacia Piga. Torniamo a noi, Simone. Allora, adesso io un pochino di lotta me ne intendo perché, insomma, è inutile tenerlo segreto, è da un po' di tempo che ci conosciamo, che ti seguo, che seguo la Polisportiva Athlon, però ai nostri amici spieghiamo, ecco, come avviene il punto. Prima abbiamo visto delle immagini, magari la regia ci rimanda a quel pezzettino della tua finale per l'Europeo, che vediamo un po' di mosse. I punti come si fanno? Dai, detto generale. Una cosa molto veloce, okay. L'incontro di lotta si può finire in due casi. Sì. Per l'atterramento ho schienata dell'avversario, quando si portano le due spalle a terra, bastano 2 secondi ed è finita l'incontro. Ok, proprio finito l'incontro. Finito l'incontro. Bene. Il secondo caso è per punteggio naturalmente, per 10-0. Sì. Un esempio, come abbiamo visto poco fa, quando l'avversario cade a terra e tu gli vai sopra, sono ogni volta 2 punti. Poi per ogni rotolamento, ogni capovolgimento dell'avversario ci sono più punti. Sì. Tu, in poche parole, spieghiamolo velocemente, devi cercare principalmente di andare dietro e o schienarlo o cercare di portarlo per terra e andarci sopra. Tenerlo lì e al massimo iniziare dei rotolamenti. Esatto. Quando vediamo che non ci sono questi rotolamenti vuol dire che l'avversario riesce a stare fermo e l'altro non riesce a farli fare. Quindi si ferma con i 2 punti. Quindi, qualche piccola regola l'abbiamo data, però basta andare al Palaserra di Migni, Polisportiva Athlon, non ci sono i corsi, si possono vedere anche gli allenamenti, sì, certo, si possono vedere, ci sono le prove gratuite senza problemi. Benissimo, quindi una prova gratuita, magari vengo anch'io a farla, vediamo, io sono categoria di peso NC, però vabbè, fa niente.
Senti, ma ci sono anche delle penalità? Se qualcuno Sì, fa il sì, furbetto? ci sono delle penalità perché ci sono molti casi di morsi perché certe persone non sopportano perdere. Ah, morsi alla Tyson? Sì, sì, non si parla di italiani naturalmente, si parla in quei posti un po' più Armenia e Iran, quando non accettano di perdere danno schiaffi, quindi subito gli arbitri penalizzano, squalificano l'avversario, cioè l'atleta. Certo, a parte quello ci sono delle scorrettezze, sarebbero controarticolazioni, ma non vengono effettuate, cioè raramente. Adesso tu mi hai riportato questa cosa, ne saprai più di me, ma io per dire al torneo internazionale di Sassari così non ho mai visto No, ma queste infatti cose, siamo ai limiti rispetto ad altri sport che fanno delle carognate. Diciamo che c'è una disciplina in questo sport che anche perché le punizioni poi sono abbastanza certo, severe, molto severe. Si vengono squalificati anche per anni. Anche per anni per una cosa del genere, quindi infatti si fanno a livelli finali di mondiali, quindi si parla anche di soldi, più che altro per quello. Entriamo anche in un altro argomento. Senti, serve la forza ma anche della tecnica. Certo, per la lotta servono tantissime qualità, non solo la forza, la tecnica, agilità, esplosività, elasticità. Infatti basta vedere il nostro campione che abbiamo in Italia, Frank Shamizzo. Frank Shamizzo, chi non lo conosce, adesso è appena stato vice campione del mondo, esatto. Lo è stato per 2 volte se non sbaglio, in 2 categorie o 3 categorie di peso diverso. Eccolo qua Frank, grande, tu è un po' il tuo idolo. Sì, diciamo che essendo l'unico italiano che riesce a portare questi risultati, io un po' mi sono affidato a lui, diciamo. I consigli glieli hai chiesti? Certo, quando state a Ostia voi, quando sì, con la nazionale? Siamo sempre a Ostia, al centro olimpico, al Palapeliccone, che diciamo lì il ritrovo dei judoka, karateka e arti marziali. Ok, e quindi lì riesci ad incontrare Frank sì. Qualche consiglio te lo fai dare? Anche perché avete un po' lo stile, gli vai dietro un po' Frank? Sì, infatti l'agilità di Frank la rivedo in te. Frank un po', diciamo, a me piace Frank anche perché io piaccio a lui. Lui infatti ogni tanto dopo gli allenamenti mi prende da parte, mi dà dei consigli su delle azioni che faccio magari uguali a lui. E avrà visto quello, e avrà visto che segui un pochino le sue movenze, le sue cose. Lui è veramente un gatto, ragazzi. Ha una forza incredibile, forza esplosiva incredibile e un'agilità pazzesca. Quella è il suo punto forte, è il suo punto forte. Quella velocità lì che sembra che l'avversario quasi lo sta per prendere e lui riesce incredibile, grande, infatti, cioè, basta vedere i risultati. Io qua c'ho i risultati, 2 volte campione del mondo, adesso è vice campione del mondo, 3 volte campione europeo in 3 categorie diverse di peso e quindi passare di peso con l'altro. Bronzo olimpico a 2016, adesso è già qualificato per le Olimpiadi del 2020, che chiedere di più insomma. Bene, segui come esempio Frank. Senti, adesso invece abbiamo parlato un po' di eventi prima, ma c'è un evento che organizzi tu, cioè oltre a essere atleta hai detto voglio far conoscere la lotta, parto dalla Sardegna, parto dalla mia Sassari, voglio far conoscere la lotta a tutti e ti stai organizzando questo super evento, tra l'altro non qua al Pala Serra di Vigni. Sì, diciamo spiega un po' cosa stai organizzando. Sto organizzando questo piccolo evento no profit giusto per sponsorizzare la lotta in Italia, cioè, naturalmente più in Sardegna, per aumentare anche i numeri nella palestra. Quindi dare una mano a mio padre e alla mia società. Niente, è una semplice gara, i migliori sardi contro la nazionale italiana. Saranno 4 incontri, quindi all'incirca 1 ora e mezza di evento, molto breve, così nessuno si annoia. Il cartello, Wrestling World, Sardegna contro Italia. Niente, si effettuerà il 19 ottobre alle ore 8, subito dopo il regionale di lotta, perché ci saranno prima regionali di lotta MMA e grappling, subito dopo, grazie ai miei amici, smontiamo tutto e piazziamo per tutto quanto per l'evento. Avremo tutto, ingresso con la musica, luci stroboscopiche, quindi anche fumo. Grande spettacolo. Allora ricordiamolo, poi lo ricorderemo ancora in prossimità dell'evento. 19 ottobre al Pala Serra di Vigni, giusto? Inizia lo spettacolo alle 20, ma prima ci sono altre gare, regionali, perché c'è i regionali di lotta. Bene, sai già chi sono i 4 sardi che parteciperanno? Sì, i 4 sardi sono tutti quanti dell'Atlas Sassari, naturalmente sarò io, Gavino Pazzona che ha 27 anni, poi c'è Dante Bussu che ha la mia stessa età, 17,
E poi ci sarà mio cugino che è un po' più piccolo, che ha 15 anni, e però è un bravo atleta. Senti, la sorellina Denise, che è un'altra super campioncina, no, non l'hai coinvolta, è troppo piccola. E più che altro è difficile trovare ragazzini del suo livello Ok. in Italia, perché Denise è veramente molto brava, è portata per la lotta e diciamo che è un po' difficile farla lottare in Italia. Sì, vabbè, portata per la lotta, è una grandissima promessa, però ricordiamo anche una cosa, tu lottatore, tuo papà lottatore, tuo nonno lottatore, zii lottatori, Mamma lottatore, ma lottatore. cioè, siete una famiglia veramente proprio Sì, di sì. lottatori, cioè, quello è bene, bene, bene. Senti, andiamo a vedere qualche altro evento velocissimo del weekend, ne abbiamo ancora due. 5-6 ottobre a Capomannu, Sagra del Surf. Ci vai sul surf ogni tanto? Qua Platamona non lo No, fanno. ho Devi amici venire- che ci vanno, ma io non ci sono mai andato. Dove lo fanno? A Platamona qua? Sì, O sì, a verso Platamona. Castelsardo, io vedo Platamona. Castelsardo. Anche Platamona, bene. Sì, sì. Mentre qua è a Capomannu, quindi è un connubio tra questo sport e le bellezze del territorio. 5-6 ottobre, la pagina è quella della Sagra del Surf, si chiama così, la Sagra del Surf a Capomannu, per vedere tutte le informazioni su questo evento. E poi ad Aggius cambiamo, torniamo nel Nord Sardegna, abbiamo la festa patronale, quindi ci saranno degli eventi civili e religiosi dal 5 all'8 ottobre ad Aggius, ecco la festa patronale, per vedere e scaricare proprio, ecco la locandina questa che vedete, la potete anche scaricare sul vostro smartphone, la scaricate dalla pagina della Proloco di Aggius e lì c'è tutto il programma di questa festa patronale, ok? Va bene? Tu tra queste no, neanche ad Vediamo. Aggius che è vicino un giretto no. Magari sì, dai. Dai. Lanciamo un'intervista di Ico Ribichesu, ti volevo fare vedere, c'è stato un evento importante, Ico è sempre presente, Ico che Sì, conosci anche tu, sì, vero? sì. Che bazzica il Palasera di Vigna anche per altre cose, ma anche un amico della Sì, Polisportiva da Athlon. un sacco di tempo. Ok, vediamo la sua intervista a Manolo Cattari, che è il cofondatore del progetto Agitamus, intervista di Ico Ribichesu per Sardegna Dies. Eccola qua. Manolo Cattari, siamo al grande giorno, finalmente si riesce a mettere in scena te la ricordi? Sì, un'idea. Sì, oggi è un bel momento, chiudiamo il primo ciclo di Agitamus per riaprire il secondo grande ciclo in cui verranno coinvolte 26 scuole, sono più di 1300 bambini coinvolti in tutta la Sardegna e non c'era modo più bello secondo me che introdurre la seconda stagione presentando la storia del girasole. Il gruppo che presenterà, la compagnia teatrale, meglio, Paco Mustela, ha messo in scena questa tua idea, ha tirato fuori un qualcosa di più, no? Ha dato corpo, oltre a quelle che sono le pubblicazioni e tutte le cose che noi abbiamo seguito nel corso degli anni per Agitamus. Certo che a tornare indietro, ti ricordi quel famoso sassolino che ha iniziato a fare onda e adesso burrasca. Sì, l'hai definito uno tsunami e il tsunami lo descrive, siamo contentissimi. In realtà anche questo momento in cui il CIP comunque abbraccia la cultura e propone un qualcosa che in realtà va oltre lo sport e va anche oltre il teatro. Insomma, Agitamus è diventato veramente uno tsunami e sono felicissimo di questo. Sai che questo è uno dei tuoi figli, tu sei già papà, però questo è uno dei tuoi figli, mamma mia, adesso devi tenerlo a bada perché poi oltre confine si parla tanto di Agitamus, è un progetto che potrà essere mutuato in tante altre regioni d'Italia, è un bell'onere ma anche un onore. Assolutamente, i figli sono bellissimi, la cosa più bella che hai, sono impegnativi e sono belli per quello. Ok, un in bocca al lupo allora a Manolo e ai suoi grandi progetti. Simone, siamo quasi in chiusura, ormai la nostra mezz'oretta si è fulminata come una tua mossa, fam, no? Veloce così, una mossa da gatto di quelle che fai tu e Frank. Senti, adesso ti stai preparando per che cosa? Cosa ci aspettiamo da te tra fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo? Niente, adesso ci stiamo preparando per gli italiani seniores, da Sì. categoria superiore. Ok, allora andiamo chiaro. Passerai per gli italiani a fare il seniores Esatto. nella categoria di peso 61 kg. Ok, ti stai preparando per questo? Esatto, fondamentalmente. l'evento più importante diciamo è quello. Ok, Poi successivamente gli italiani juniores, che saranno quelli della mia età,
che farò i 57 kg rimanendo sempre leggero. Leggero, Sì, allora sì. torni a 57 kg, quindi passi anche lì un attimino di categoria, Sì. però Italiani Juniores, che se non sbaglio già 2 anni che li vinci. Sì, nelle ho altre, già vinto quindi... quest'anno ho vinto i 57, l'anno scorso 61 kg. Ecco, perfetto, va bene, quindi continuiamo la striscia. Adesso quindi allenamento Sì, fino a gennaio. Adesso preparazione fisica fino a dicembre, poi dopo sarò costretto di nuovo a fare la dieta, a fare il taglio del peso e Sì. A e si Natale un ripete. pranzettino di mamma se Un lo pranzettino veloce. può concedere uno così, e poi via subito Sì. la preparazione. Senti, grazie Simone per essere stato qui con noi, ti vogliamo ancora quando farai, io so già che ci saranno dei successi, a parlare della tua avventura, sei giovanissimo, hai appena iniziato e ci hai già stupito. Grazie mille. veramente, Grazie a grazie voi. per essere stato con noi. Amici, io vi ricordo l'appuntamento a giovedì prossimo. Voglio ringraziare Chico Pio alle telecamere, Cesare Donati alla regia. Per rivedere le puntate basta andare sul nostro sito www.sardinianlife.it. Per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo quindi giovedì prossimo sempre qui da Corte Santa Maria. Ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.